in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali come ogni mercoledì al consueto appuntamento con lo sportello pensionati. Vediamo subito chi c'è oggi in studio con noi. Flavia Blasic, FNP CISL Udine, e Roberto Duca, FNP sempre CISL Udine. Buon pomeriggio, grazie per essere qua. Buon pomeriggio a tutti. Vedo un po' trafelato Roberto Duca che arriva quando viene ospite qui, arriva sempre il mercoledì arriva da Cividale, no? Sì. E hai avuto lavoro anche oggi? Sì, un po' meno, ma ho avuto lavoro anche oggi. Sempre le solite. Dopo magari nel corso della trasmissione cose, mi spiegherai, no, che cosa ti hanno chiesto maggiormente in questi giorni. Flavia, hai partecipato anche tu a Roma? No. Tu hai cioè, devi riferirmi dell'incontro che c'è stato tra i sindacati e Draghi, il governo. Diciamo che si è svolto a Roma questo incontro con CISL, CGIL e UIL. Sì. Era un incontro che aspettavamo da tempo, prima del decreto di fine luglio, sì. diciamo. Il tavolo in realtà era già partito a dicembre perché già col PNRR si era incominciato a discutere. E diciamo che questo incontro ha avuto dei risvolti positivi. Draghi ovviamente si è reso molto disponibile a collaborare con le parti sociali per arrivare a stipulare quello che è il patto sociale tanto agoniato da noi. Patto sociale inteso come una serie di provvedimenti atti a far ripartire il Paese. Dobbiamo ricordare, lo ha ricordato Draghi ma l'ha ricordato anche il nostro segretario generale Sbarra, l'Italia in questo momento sta attraversando una crisi epocale, una crisi profonda dal punto di vista economico e sociale, forse la peggiore dal dopoguerra in qua, seppure c'è comunque una ripresa dello 0, diciamo c'è ancora una ripresa, ma esiste una situazione molto difficile dal punto di vista economico per il discorso dell'inflazione. Ricordiamo che c'era stata questa pandemia, ricordiamo che c'erano stati tutti questi provvedimenti e c'era stata anche una buona ripartenza iniziale, ma ovviamente non ci aspettavamo l'inflazione, la guerra e la carestia, diciamo, che ne seguirà con tutto il discorso anche della siccità, eccetera. Infatti, scusami Flavia, servono risposte su Esatto. salari, pensioni, precarietà, politiche energetiche. Sì. Quindi avete anche detto Sì. che non è più il momento di parlare solo ed esclusivamente di bonus, mi pare siate tutti... Bisogna parlare anche di quelli, diciamo Sì, che ma non solo- le questioni non solo di principali, quelli. allora il discorso del salario minimo che Sì. è una richiesta dei 5 Stelle, sappiamo, dei 9 euro Sì. eccetera, in realtà il ministro Orlando si è reso disponibile a lavorare con i sindacati per addivenire, anche secondo le direttive europee, ad una concertazione riguardo al discorso del salario minimo, che non sarà di 9 euro ma sarà sicuramente maggiore, perché verranno presi come riferimento i contratti leader dei vari settori e quindi verrà applicata quello che è il salario minimo, diciamo la tariffa salariale, perché complessiva, perché salario non si intende solo il salario, ma bensì va compresa la tredicesima, i premi, eccetera, no? E quindi tra l'altro ci sono i fondi per questa operazione? I fondi si possono trovare, ovviamente, come ha detto anche Sbarra, Sì. perché dagli extragettiti, ricordiamo che le imprese energetiche, le società energetiche hanno avuto dei forti guadagni, no? Con l'aumento
dall'aumento dei prezzi del petrolio col discorso della guerra eccetera, e poi dalla tassazione delle multinazionali, perché ricordiamoci che le multinazionali, specialmente quelle nel campo digitale, hanno straguadagnato, hanno fatto dei fatturati astronomici durante la pandemia. Prendiamo per esempio Amazon, tanto per dirne una, no? Sì, senza magari Sì, fare nomi, comunque sì, sappiamo che ci sono ecco, delle... e quindi eventualmente ci sono. Poi si tratta di ridistribuire la ricchezza, perché diciamo che l'inflazione che cosa comporta? Comporta sicuramente uno svantaggio maggiore per le classi più povere, e quindi si tratta di far ripartire il lavoro con più ore di lavoro, perché sappiamo che anche se l'occupazione è in aumento, però c'è stata un'esplosione del lavoro precario, e il lavoro precario involontario soprattutto, e quindi qui parliamo sempre di donne, perché la maggior parte del precariato involontario è quello a carico delle donne che devono occuparsi della famiglia, dei figli, eccetera, no? Quindi purtroppo Tridico ha presentato, il presidente dell'INPS ha presentato un quadro veramente disastroso, no? Perché ci ha detto un dipendente su 3 guadagna meno di 1.000 euro, così come un pensionato su 3 guadagna meno di 1.000 euro. La condizione pensionistica, ha detto nel 2023 adesso noi stiamo pagando 312 miliardi di pensioni. Se andiamo avanti così manca la contribuzione, quindi già nel 2023 avremo una crisi dell'INPS, e la gente praticamente non... D'altra parte grava tutto Sì, sull'INPS, sì. è logico che da qualche parte... Poi il discorso dei bonus, i bonus vanno anche ampliati anche quelli, perché per esempio abbiamo visto il bonus 200 e va ampliata la platea, così anche come gli sgravi riguardo alle bollette, perché anche lì sappiamo che con l'aumento del discorso della guerra abbiamo visto le bollette, e anche lì... Anche a prescindere dalla guerra, perché erano già in aumento. Anche lì In aumento, il governo aveva già stanziato 33 miliardi, sappiamo, ma non sono bastevoli sicuramente, perché ovviamente anche lì già nel provvedimento di luglio hanno già promesso che continueranno ad applicare, a togliere quindi le accise, a mantenere l'IVA al 5% sulle bollette, tutti questi provvedimenti, ma ci sono anche altri provvedimenti che vanno presi, torno a dire, tagliare il cuneo fiscale, perché per ridare potere di acquisto alle persone, per far sì di aumentare i salari che sono molto bassi, perché ancora abbiamo 5 milioni, l'ho detto Tridico, questo sono tutti dati dell'INPS, 5 milioni di persone che non hanno i cosiddetti contratti standard, che cioè operano con quelli famosi contratti pirata, dove si tratta di sfruttamento, sono pagati ben al di sotto dei 9 euro. Tra l'altro va tenuto presente anche, diceva Tridico, che le persone che hanno cominciato a lavorare dopo il 96 avranno una pensione inferiore al reddito di cittadinanza. Eh sì, perché la fai sul contributivo, non Sì, la fai sul retributivo. ecco, e questo quindi... possiamo immaginare, no? Che poi tra l'altro anche qui va detto il reddito di cittadinanza va mantenuto, perché è stato uno strumento di contrasto alla povertà, sebbene molto criticato eccetera, ma per esempio non so, a Udine 13.000 famiglie hanno usufruito del reddito di cittadinanza, e dai controlli che sono stati fatti eccetera solo 88 non erano dovuti, quindi tutte queste voci, no, di discredito sul reddito di cittadinanza, in realtà non è così, è uno strumento che è servito a contrastare quella che è la povertà, perché di questo parliamo, no? Ecco, allora la situazione, poi ci sono tutta un'altra serie di provvedimenti, che appunto il cuneo fiscale, lì si parlerà nella legge di bilancio, cioè si parla naturalmente di tagliare il cuneo fiscale, ma anche per le imprese e per il lavoratore ovviamente, no? Ma anche di decontribuzione. Poi ci sono i provvedimenti per esempio per la parità salariale uomo-donna, perché sappiamo benissimo, e qui che ci sono ancora le differenze. Sì, ci sono le differenze, e anche qui si lavorerà ovviamente per dare degli incentivi alle aziende che saranno certificate, addirittura la ministra Palombelli sta lavorando su questo, per dare alle aziende delle certificazioni, alle aziende che attuano la parità salariale fra uomo e donna. In sostanza, cioè la CISL come è uscita da questo incontro? Allora, la CISL abbastanza, no? Sì, la CISL è uscita contrariamente alla CGIL, che sì, invece la CGIL ha i suoi soliti mal di pancia, perché chiaramente è una caratteristica proprio di quel sindacato. Nel nostro caso... Mi piace, è una caratteristica. Sì, c'è dialettica, c'è differenza. Sì, esatto. Ci sono tre
No, diciamo che la grossi CISL schieramenti. sbarra, lo ha dichiarato anche nelle varie conferenze stampa, nelle varie trasmissioni in cui ha partecipato, è uscito abbastanza soddisfatto, soprattutto perché c'è l'intendimento di continuare un lavoro per arrivare appunto a stipulare questo che sarà il patto sociale che ovviamente il patto sociale è come dire di avere un carretto che tutti quanti tireremo insieme, perché ovviamente se uno tira da una parte, uno tira dall'altra, la Confindustria da un'altra ancora, è chiaro che non si va da nessuna parte, no? Invece bisogna trovare il modo di tirare lo stesso carretto tutti assieme in maniera mettersi d'accordo, trovare il compromesso. Trovare il compromesso, sì, perché per avere una ricaduta sul paese in modo da favorire la crescita, da favorire gli investimenti, perché la crescita del paese avviene con più lavoro ovviamente, quindi più ore di lavoro lavorate, un lavoro stabile per tutti, dignitoso perché questi contratti pirata e anche queste situazioni anomale di lavoro nero anche, no? Ecco, di sfruttamento chiaramente non producono ricchezza né danno dignità al lavoratore, quindi la prospettiva è quella di creare un lavoro dignitoso e stabile, quindi basta col precariato, perché effettivamente il precariato alla fine fa in modo che una persona vada in pensione anche con meno pensione, l'abbiamo detto adesso, lo ha detto Tridico, e quindi e poi, torno a dire, vanno allargati i bonus, eccetera, trovando la maniera di ridistribuire la ricchezza in maniera da restringere questa forbice di disuguaglianza sociale. Quindi questo l'incontro tanto atteso, al quale ne seguiranno altri, perché questo era solo un confronto, perché prima di arrivare alle decisioni mi pare che la strada sia ancora lunga, ma ci sono le persone che hanno bisogno di avere delle risposte. Ci sarà appunto un decreto a fine luglio con dei provvedimenti importanti. Ecco, quindi il prossimo appuntamento e poi ci sarà la legge di bilancio dove si spera di poter ottenere dei risultati. Che vedevo c'erano già anche dei fiscale. commenti, no? Entro l'estate, ma siamo già in estate, no? Ho letto un po' di commenti. Aspettiamo questo decreto di fine luglio, quindi imminente, per questo era importante anche questo incontro, imminente, con dei provvedimenti che riguardano soprattutto il taglio delle accise, la conferma dell'IVA al 5% sulle bollette, l'allargamento di altri bonus, eccetera. Perché adesso poi c'è anche il bonus 500, no? Allora, questo è un provvedimento regionale, notizia recentissima, bonus per le famiglie, sono 500 euro per ogni figlio minore, che riguarda diciamo, il risarcimento di spese per servizi prestati nella regione, quindi per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, per attività diciamo sportive, ludiche, culturali, e quindi per diciamo centri vacanze, teatri, corsi di studi di inglese, attività culturali. E comunque cioè, effettivamente il problema è sentito, perché anche oggi abbiamo avuto notizia, no? Dal magnifico rettore dell'Università di Udine, che praticamente abbatte le rette, o addirittura non vengono pagate le rette da chi ha un reddito da questo basso. Sì, te la dico io perché è fresca di questa mattina. Sì. Quindi c'è questa sensibilità diffusa. Sì, no? Riguardo però a questo bonus qui bisogna dire che riguarda il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, si riferisce comunque a spese già sostenute dalle famiglie. E praticamente per avere il bonus 500 comunque bisogna aver speso 500 euro o una spesa superiore. Se è stata effettuata una spesa inferiore, allora viene rideterminato, non saranno 500 ma il portale è già aperto, chiaramente la richiesta può essere fatta fino a dicembre perché uno può ancora avere le spese da sostenere, però cioè io devo fare questa osservazione, diciamo, si parla di ISEE fino all'ISEE di 30.000, no? Ecco, allora io dico, però, sempre riagganciandomi al discorso che facevo prima sulla povertà, sul lavoro povero, eccetera,
non trovo giusto che i 500 euro siano 500 euro per quello che ha l'ISEE di 30.000 e quello che ha l'ISEE di 5.000. Quindi tu dici di tararlo in base... Secondo me andrebbe tarato. Ovviamente è una mia... è un mio parere. Andrebbe bilanciato. Sì, no? andrebbe bilanciato. Poi c'è un'altra osservazione che vorrei fare, che chi ha un ISEE da 5.000 o 10.000 forse non può sostenere spese di 500 euro per ogni figlio, per attività sportive, culturali e corsi di inglese, ecco. Cioè questa, secondo me, perché evidentemente abbiamo detto se una persona su 3, un lavoratore su 3 prende 1.000 euro e ha 2 figli, trovo difficile che spenda 1.000 euro per mandarli al corso di inglese. Ragazzi, però dobbiamo fermarci un attimo, ok. perché siamo già fuori tempo massimo, dobbiamo andare in pausa. Rimanete con noi e tra l'altro potete anche cominciare a telefonare 0432 57 3517 e inviare sms, solo sms al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci, siamo tornati. Stavo parlando con Roberto Duca, Sì, proprio no, delle richieste. Sì, diciamo che non proprio oggi ho avute altre, però nelle settimane scorse sicuramente il problema del bonus, dei 200 euro, ha girato non solo per le 2 settimane ma anche precedentemente. Sappiamo che però una parte di lavoratori più sfortunati, più svantaggiati non andranno neanche a prendere 200 euro, perché o non hanno la possibilità di avere qualche meccanismo che li tenga collegati o alla NASPI o all'ex disoccupazione, quindi magari chiudono, vanno, oppure chiudono il rapporto di lavoro con il mese di giugno e a luglio non sono più a lavorare, quindi non beccano il bonus. Per quelli che vanno in pensione al mese di luglio non beccano il bonus, i lavoratori precari agricoli, quelli che hanno lavorato meno di 50 giornate nell'anno, non prendono il bonus, quindi abbiamo una riga di personaggi, lavoratori anche sfortunati e svantaggiati, che non prenderanno il bonus. Questo è quello che i precari della scuola, ci sono tante cose da questo punto di vista, no? E quindi ci saranno dei problemi e delle categorie che rimarranno proprio escluse da questo bonus. Naturalmente il bonus va bene, però bisogna avere un occhio di riguardo da questo punto di vista. Se uno perde la NASPI oggi, che siamo a maggio, non è possibile, o a giugno, non è possibile che se io non sono in NASPI a luglio perdo i 200 euro, anzi ne avrei più bisogno degli altri da un certo punto di vista. E quindi capisco queste cose, però non condivido come mai ci siano state queste scelte. Quindi il sindacato queste cose, non a livello di Udine o Friuli Venezia Giulia, a livello nazionale, le ha già evidenziate, fatte vedere e diciamo anche fatte capire se è possibile che poi i nostri politici che decidono riescano ad intervenire rispetto a trovare soluzioni. Naturalmente facendo una domanda, facendo qualcosa di specifico, si sa benissimo che uno che è in NASPI o che perde la NASPI a giugno non ha i 35.000 euro di reddito e non va in pensione. Anche chi è in altre condizioni, lavori precari, non prende i 35.000 euro. Quindi diciamo che sarebbe più corretto e giusto andare a trovare soluzioni anche per queste persone. Ora, altre categorie che non rientrano sono le categorie dei lavoratori dove non c'è retribuzione, chi è assegno di ricerca, chi ha un assegno e fa ricerca, chi fa praticantato, tutte queste cose sono legate, tutti esclusi da quello che si chiama un bonus che darebbe a tutti quelli che hanno visto la situazione più bisogno. Volevo intervenire anch'io un momentino sul fatto del salario minimo, è una cosa che si trascina da tanti anni da un certo punto di vista, nel senso che si parlava già tempo addietro. Guarda, io so da quando è cominciata la trasmissione, cos'era? 4-5 anni fa? Sì, che si parla. Sempre parlato di salario minimo. In quel periodo, ma oggi è un po' diverso, ma in quel periodo volevano proprio mettere il salario, diciamo, minimo entro cui non si poteva andare sotto, ma questo senza legami naturalmente. Non permetteva di poter fare tutte quelle che sono i lavori sindacali all'interno delle aziende, quindi quando si va a fare trattative per miglioramento della situazione, per produzioni, per questo, per quell'altro, si andava a
trovare soluzioni che portavano dei risultati di miglioramento per le persone che ci lavorano dentro. Naturalmente se è più produzione... Scusami Roberto che Sì. così rispondiamo subito Sì. al messaggio. Vorrei sapere a chi spetta la perequazione, cosa si deve fare e dentro quali termini. Grazie Ines. un bel lavoro. la Parlare di perequazione. Di sì. cosa? Del Della salario, della pensione, pensione? del salario. Qui no, a chi spetta la perequazione. Perché la perequazione è una perequazione che di solito viene fatta sui contratti nazionali per il fatto dell'aggancio alla Sì. scala, quando non eravamo più in inflazione ma in deflazione quasi e quant'altro. Ora tutto questo mondo è legato anche alla pensione e quant'altro, quindi sappiamo che in qualche maniera ai primi dell'anno sono state pagate per quanto riguarda la pensione degli arretrati, quindi pagati rispetto all'anno precedente, a una parte dell'anno precedente e poi con l'aumento dell'anno corrente. Quindi queste sono state fatte, le persone devono Ecco, vedi solo... che ha risposto subito sulla pensione. Sì, sì, quindi è quello che stavo spiegando io adesso. È Quindi automatica comunque, è automatica e in quindi base al reddito la signora, però, no? esatto, se la signora ha, come diciamo sempre, lo SPID, la possibilità di entrare nel benedetto portale INPS, no, che ogni tanto è maledetto da un certo punto di vista, Perché non riesce a entrarci? Non riesce a entrare, si blocca, non funziona. complicato. È complicato. Riesce a scaricare quello che sono le sue buste paga, chiamiamole così, prospetti paga, Cedolini. i cedolini paga delle mensilità, e li va a vedere se ha avuto degli arretrati, se ha avuto degli aumenti. Scusatemi perché arriva, allora devo rispondere, chiedo scusa, per parlare con noi, l'abbiamo detto anche nella Bisogna puntata telefonare. scorsa, dovete chiamare lo 0432 57 3517 perché con questo telefono io posso solo ricevere sms, non riesco a mettervi in onda e sentire quindi la vostra Quale voce. vostra, sì, esatto. Quindi attendo una sua richiamata, va bene? Grazie e buonasera. Quindi, se volete mettervi in contatto con noi, lo ribadisco, 0432 57 3517. Sul cellulare solo sms. Chiedo scusa Roberto, ma dovevo... altrimenti continuava a suonare. Quindi di conseguenza sapevamo qual era il problema e quindi come affrontarlo. Certo, le trattative per migliorare la situazione delle aziende lo fai dove sei presente, dove sei più forte, il problema è che non riesci mai a gestire la cosa sui più deboli. Poi sono venuti fuori dei contratti capestro, che comunque sappiamo tutti quali sono, e bisogna regolamentarli. Non è che il primo sindacato che trovano per strada e gli fanno firmare un contratto va bene. È ovvio che ci sia un minimo per legge, ma al di sotto di quello non si deve andare, ma poi tutto quello che è da sviluppare rispetto alla produttività e quant'altro, bisogna farlo all'interno dell'azienda, all'interno delle aziende piccole, consorzi o distretti come il distretto della Sedia, o regionalmente parlando, o territorialmente, come può essere Immobili a Bruniera, le Sedie a Manzano e quant'altro, no? Quindi queste cose sono state fatte, non è che si fanno, solo che diventano sempre più difficili perché c'è un problema anche di fondo, e l'ho sempre detto, invece di tassare chi produce, perché non tassano chi non produce e mette via i soldi perché non fa lavoro e non crea ricchezza? Io dico, chi ha, adesso non per criticare 5, e ci sono, appartamenti in affitto, e non dico altro, quello non produce, quello crea ricchezza per se stesso e punto. Chi produce e fa dei beni che poi vengono venduti, che servono a pagare chi li produce, a pagare le pensioni. Però io dico, scusami, tu vedi anche in casa che se tu vuoi tenerti bene una casa devi fare degli investimenti. Certo. Quindi anche chi ha delle case, chi ha dei beni immobili, deve investire sui beni immobili dando da lavorare, quindi il caso vuole che a delle persone, quindi neanche lì. Capisco, si muovono solo quando c'è, come il problema di adesso, con i bonus, con il 110% e queste cose qua, perché c'è un ritorno favorevole. Però quando devono fare qualcosa, se non c'è nessun bonus, ed è difficile che facciano. Io sono stato anche in affitto, ho visto cosa facevano. Il minimo indispensabile. Il minimo indispensabile. E poi tante cose le faceva chi c'era dentro,
per vivere meglio, per stare meglio. Quindi attenzione, chi produce e crea ricchezza, secondo me, deve avere un occhio di riguardo rispetto a pagare le tasse, perché poi tutti dobbiamo pagarle, ma qualcuno probabilmente si infila in qualche angolo dove non le paga. Sappiamo chi sono, conosciamo come funziona, no? Però nessuno fa niente, vuol dire che deve andare così, secondo me. 100 miliardi di evasione fiscale non sono Sì, pochi, io no? metto il dito lì perché Ecco, continuo a metterlo anche lì, perché i lavoratori dipendenti, pubblici e privati e pensionati, sono quelli che pagano le tasse per ovvio. tutti. E i soldi delle pensioni, i soldi dei bonus, arrivano da lì, oltre che da altre cose, le accise sulla benzina, sulle sigarette. Ok? Io qui un po' mi infervoro perché poi perdo un po'. Perché i pensionati continuano a fungere da bancomat. No, ma anche sì, posso fare sì. da bancomat per i miei Si figli. parla anche di Tanto li silver facciamo. economy, no? Te lo dico, ma Sì. non è possibile, no? Non è possibile. Sì, perché praticamente diciamo che le persone della nostra età, perché ho detto prima, quelli andati a lavorare dopo il 96 avranno i loro problemi, diciamo che noi invece abbiamo avuto la fortuna di avere dei diritti acquisiti, per cui ci troviamo ad avere una pensione decorosa e siamo anche quelli che ci chiamano i boomers, no? Cioè è dispregiativo, però Sì. quelli che sono nati nel periodo diciamo dal 50, no? In su, che era il periodo del boom economico, no? Però siamo anche quelli che quindi abbiamo vissuto il progresso, no? E abbiamo anche avuto la possibilità magari di avere una casa, di far studiare i figli, eccetera, eccetera. E adesso che siamo nella condizione di pensionati ci troviamo ancora noi a mandare avanti l'economia, perché diciamo siamo quelli che hanno magari una pensione decorosa e aiutano i nipoti, aiutano i figli, possono andare a fare magari una gita, no? Ecco, sappiamo benissimo che per esempio il settore del turismo prima del Covid funzionava benissimo con i pensionati, no? Perché facevano le terme, le gite e quindi voglio dire, sì, il Covid è stato dannoso per gli anziani perché tanti sono morti e tanti sono rimasti chiusi in casa, ma anche per il settore turistico che lavorava con queste persone. E poi torno a dire, siamo sempre noi quelli che aiutiamo i figli che magari sono precari, no? La figlia che magari è disoccupata, che ha dovuto rinunciare al lavoro per vedere dei figli, che magari non hanno i soldi per pagare il babysitter, perché con quei 500 si può anche scalare i soldi del babysitter, eccetera, 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 no? Quindi le situazioni, come abbiamo visto, invece non di migliorare. Siccome ma di paghiamo le rimanere tasse, stasi, siccome siamo noi sempre quelli che paghiamo le tasse, ci sentiamo anche nella condizione di dover dire, beh, ne abbiamo abbastanza ragazzi, insomma, no? Sì, chiedete agli altri. Basta infierire sui pensionati. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio. Io pregherei la persona che ci ha scritto adesso questo duplice messaggio, la pregherei di telefonare, anche per poterci chiarire le idee. Dopo aver fatto domanda malattia professionale, mi rispondono è stata accertata una menomazione dell'integrità psicofisica che dà diritto a una rendita diretta e sarà notificato al più presto il provvedimento. Cosa significa questo? E poi qui mi ha aggiunto ancora un altro messaggio e poi da allegare, da presentare all'INPS e ottenere a credito contributi figurativi sempre riguardo alla domanda. Cosa significa? Mi danno prima la pensione oppure non è così? Mi spiegate? Sì, sarebbe meglio che telefonasse, no? Sì, perché la pensione è una Comunque, cosa, la malattia è un'altra, nel senso che la rendita dall'infortunio malattia professionale è dell'INAIL. Sì. I contributi, figurativi o no, per capire cosa vuol dire con questo, è una roba INPS che non c'entra niente. Che poi bisogna capire anche in che percentuale, no? Sì. Si potrebbe Da avere parte già i dell'INAIL. contributi magari per andare in pensione e allora appunto vanno aggiunti dei contributi figurativi, oppure perché giustamente il risarcimento del danno è a carico dell'INAIL se è professionale. Sì. E poi comunque il lavoratore deve muoversi per quel chiamato così danno che rimane in carico al datore di lavoro. Il danno biologico lo paga l'INAIL, questo è chiaro, fino a una certa percentuale. Poi c'è la differenza che deve essere fatta
come richiesta. Allora, accertata una menomazione dell'integrità Sì, psicofisica. ma cosa ha fatto? Ha tagliato una mano, un dito? Non lo sappiamo perché Ha male alla schiena? non lo Sì, sappiamo. bisogna capire che malattia professionale sia. Quindi sarebbe bene che o ci telefona adesso Oppure si presenta. a chi ha gestito la pratica. Sì, conviene andare a presentarsi appunto per chiedere chiarimenti. Chi ha gestito, perché sicuramente lei è stata assistita da un medico legale o di un patronato o scelto da lei o sulla base di una richiesta avanzata da qualcuno, da un legale, da qualcuno. Quindi la prassi dovrebbe averla seguita in maniera, diciamo così, da questo punto di vista, quindi qualcuno che ha gestito la richiesta di malattia professionale, il medico legale che ha appurato che è una malattia professionale, il confronto con l'INAI, la soluzione riconosciuta la malattia professionale, bisogna vedere in che grado è tutto, è una parte del risarcimento. Così chiamato poi danno, che mi ero dimenticato prima, differenziale, non mi usciva la parola. Ah, ecco. E adesso vediamo appunto se si Se rivolge il anche ai signore o la vostri signora sportelli. ci chiama oppure si rivolga a chi ha gestito la pratica veramente per capire cosa deve fare. E sì, effettivamente che cosa significa, no? Sì, poi anche i consigli che le devono anche dare, sì, giustamente. perché così voi non riuscite a capire effettivamente. Sì, è una no? cosa... È un po'... Vediamo. Allora. Cerco di chiamarvi ma non si prende la linea. Ho fatto domanda, tunnel carpale. Scusate, allora. Tunnel carpale, ernia discale e tendini spalle. Con chi l'ha fatto? Vediamo se risponde, che dice che non riesce a... Gli facciamo le domande e lei poi ci scrive. Lei così scrive. Può essere un metodo che funziona. Un metodo che funziona. Allora, Al momento perché dice funziona. che non riesce a prendere la linea. Tanto più che ormai... siamo addirittura d'arrivo. Siamo addirittura d'arrivo, perché io vorrei riuscire a parlare anche, perché ne abbiamo già parlato anche la scorsa settimana, 14ª, no? Perché ci sono ancora in sospeso. Sì, un tema che affrontiamo regolarmente ogni settimana. Perché? Perché ci sono sempre delle richieste che rimangono, no? Sì, diciamo che col mese di luglio, sul cedolino del mese di luglio dovrebbe essere in pagamento la 14ª. Anche voi ricevete, no, queste richieste, proprio per questo motivo che lo ricordo. La 14ª mensilità è pagata automaticamente praticamente dall'INPS in base a delle tabelle reddituali, diciamo che... Chiedo scusa, Udine con patronato. Benissimo. Ecco. Si rivolga al patronato al quale ha fatto tutta la pratica per vedere cosa deve fare e si ricordi che si ha diritto anche al differenziale, che è un'azione che deve fare dopo, e quindi una volta trovata la malattia professionale, il danno è riconosciuto, può fare l'azione per il danno differenziale. Bello questo, no? Sta scrivendo ancora? No. Bene, chiudiamo con Flavia con la 14ª. Sì, volevo dire, è pagata ovviamente in automatico, quindi non è che si deve fare domande, roba eccetera, ed è pagata in base a delle tabelle reddituali. Diciamo che oltre i 15.000 euro lordi praticamente nessuno ha diritto alla 14ª. Questo è un dato di fatto, no? Quindi... È vero che il bonus da 200 euro sarà erogato anche ad agosto e settembre? Sì, allora spiego, è successo questo, praticamente la norma dice che il bonus deve essere corrisposto col mese di luglio. Cosa vuol dire? Che con la liquidazione, diciamo, monetaria del mese di luglio deve essere pagato il bonus. Cosa vuol dire? Nel privato va specificato che nel privato pagano il mese dopo, cioè voglio dire, se io lavoro giugno mi pagano il mese di giugno e i primi di luglio. Allora, secondo la legge, secondo la circolare INPS, doveva essere pagato, quindi col mese di giugno pagato a luglio doveva essere corrisposto il bonus. Diciamo che molti datori di lavoro nel privato non lo hanno fatto e quindi dicono, siccome è agganciato al mese di luglio, quindi il bonus verrà pagato il mese di agosto. Poi ci sono delle categorie che lì per una questione di programma l'INPS ha già chiarito, non è stato pagato, per esempio, non so, sull'isopensioni, su, non so, l'accompagnatoria, su tante categorie di pensione non è stato corrisposto, ma l'INPS ha precisato che provvederà al pagamento nel mese di agosto. Ecco, questo è. Quindi chiarito. Quanto abbiamo? Un minuto. Urco cane, non ce la faccio. Non ce la fai. Insisto sempre su quel tasto. Ieri mi è arrivata una telefonata a casa di una persona che voleva fare ricorso perché
durante la sua malattia c'è stato un ecco. controllo, Sì. sempre quello, e non l'hanno trovata a casa. La signora ha trasmesso al suo medico curante con la mail dove doveva essere come recapito durante quella malattia. Era ingessata, quindi è chiaro che non si poteva muovere, no? O andare in giro. Però chi deve ottemperare come si può dire, alla residenza quando sei ammalato non è il medico, ma è il lavoratore. E Il quindi lavoratore lei sul avrebbe portale, dovuto comunicare. lei, quindi, una volta spedito il certificato, dire, guardate dove che sono qua. durante la malattia, primo. Secondo, se il medico, come dice il signore o la signora, non so chi era, aveva ricevuto e quindi poteva inserire sul certificato la residenza durante la malattia e non l'ha fatto, può semplicemente aiutare la signora facendo una dichiarazione, ma che secondo me può valere fino Fino a un certo punto. a un certo punto. Ecco, quindi ricordatevi. Allora, in quel caso lì preziosi- faccia ricorso, poi saremo noi in presenza lì Ecco. e vedremo cosa fare. Cosa si può fare? Quindi ringrazio Flavia Blasige, ringrazio Roberto Duca, entrambi dell'FNP CISL di Udine. Grazie per averci seguito e noi con la rubrica con la rubrica Sportello Pensionati ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora, alle 18:15. Con Buonasera. Family Salute e Benessere è tutta un'altra cosa. Arrivederci. È un'altra Buonasera, cosa. È un'altra arrivederci. trasmissione. Arrivederci, buonasera. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.